dovendosi mettere nei panni e nella mente dei terroristi, io credo che abbiano costituito in Italia, come in tutta Europa, una serie di cellule silenti. Credo che queste esplosioni siano la punta di un iceberg, di una polveriera che sta colando. È giusto non diffondere l'allarme tra le persone, ma sarebbe anche giusto dire una volta per tutte che siamo in guerra. Le parole pronunciate dal procuratore aggiunto Carlo Nordio durante la trasmissione radiofonica Attenti a noi due di Radio 24 fanno piazza pulita delle cautele e degli ottimismi che molti anche dalle istituzioni hanno provato a diffondere all'indomani degli attentati di Bruxelles. Non si tratta di allarmismo, puntualizza il magistrato, ma di un'opera informativa realistica che ritengo sia doverosa. Pensare che in Italia non siano insediate cellule terroristiche sarebbe un errore. È una guerra santa che un'organizzazione ha proclamato nei confronti dell'Occidente, può colpire ovunque, in qualsiasi modo, e bisogna ammettere che è senza difesa, perché un suicida, se anche si allargano le difese al di fuori dei perimetri degli aeroporti, andrà a colpire in ospedale, andrà a colpire una scuola, andrà a colpire ovunque voglia e non ci sia una protezione adeguata. Sono semplici dati di fatto, spiega Nordio, che non hanno nulla a che vedere con l'idea che la sicurezza sia inferiore negli aeroporti di Venezia o Treviso rispetto agli altri scali italiani. Non è così e il fatto che un terrorista sia passato di qua senza essere fermato si spiega diversamente. È una osservazione che non ha senso, perché i documenti non erano segnalati dall'Interpol, degli organismi internazionali, e quindi la persona era una delle tante che transitava.